e non ha parlato di altro. Ma scusi, chi parla così è perché vuole mettere la popolazione contro l'altra per non fare votare. Non sono leghisti, perché il vero leghista non parla così. Grazie. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, sono Graziano Cardano al campo. Buondì Graziano. Una cosa, anch'io faccio riferimento a quella persona che ha telefonato perché ha criticato Salvini perché è andato in Corea, perché è andato in Russia di qua. Prima di tutto è andato con gli industriali per creare, se c'è la possibilità di poter a collocare delle nostre aziende, i nostri prodotti eccetera. E poi anche non ha criticato Renzi quando è andato lì in Albania, che il presidente dell'Albania ha detto pubblicamente alle aziende italiane di andare a investire in Albania e quindi portare via da noi del lavoro e tutto il resto. No, vanno a criticare quelle cose, ma io dico, ma veramente quelle persone, ma io dico, ma il Padre Eterno ci ha dato l'intelligenza di prima di parlare, di ragionare di queste cose. E poi dico sempre anche al popolo del Nord, svegliatevi, di non arrivare che sia troppo tardi, perché mi sa che il popolo del Nord è un popolo che sta dormendo veramente. Grazie e buon anno per tutto l'anno. Grazie mille, ricambio gli auguri. Sì, vabbè, alla signora di Sanremo il discorso della spazzatura avevo già detto prima, ognuno si pulisca la spazzatura di casa sua, come si dice. Graziano, Salvini è andato in Russia e in Corea. Ecco, Salvini non ha fatto un viaggio di Stato o un viaggio con pretese di chissà cosa. Salvini ha detto, invece di andarmene magari in vacanza, uso i miei soldi perché i viaggi se li pagati di tasca sua, non ha usato l'aereo di Stato come qualcuno, sebbene Salvini non è ben voluto da tutti, quindi potrebbe anche andarsene in giro con la scorta, invece si è pagato con i soldi suoi dei viaggi per andare a rendersi conto di altre realtà, comunque in compagnia di imprenditori che andavano a parlare di affari, andavano a parlare di così anche di Made in Italy, andavano a parlare di Made in Padania, di far ripartire la nostra economia. Quindi quello che ha fatto un viaggio privato e ha preferito renderlo anche utile, quindi nessun problema su quello che ha fatto, anzi, grazie. Un'altra chiamata, pronto? Sì, ciao, Luciano Dovarese. Ciao Luciano. Buona Padania. Allora, vedo che abbiamo un problema grosso che è qua al nord. Molti non votano Lega per il passato che ha avuto, va bene? Quindi per alcune sue scelte giuste o non giuste. Oggi la gente non vota con il cervello, ma vota ancora con il cuore. Se uno è legato a un partito, va bene, lo rivoterà di nuovo. Io mi sono accorto già da qualche anno che devo votare con il cervello, e quindi se vedo che c'è una Lega che le mie idee collimano con quelle della Lega, io sono il primo a dover obbligatoriamente sostenere e cercare di convincere molta più gente a dire: signori, o si cambia o comunque noi moriamo. Avevamo un'arma, unica arma a nostra disposizione, ed era la lira, va bene, che piaccia o non piaccia. Avevamo una Banca d'Italia, potevamo fare le scelte economiche, non abbiamo più questo, e quindi questo paese sarà destinato a morire, perché l'Europa si chiama solo Germania e la Germania fa i propri interessi. Ok, grazie. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Un'altra chiamata? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, Gianni da Reggio Emilia. Buongiorno Gianni. Senti, diamoci del tuo, no, ci mancherebbe, anche perché certo. sono vecchietto. E la mia telefonata doveva arrivare 2 giorni fa, ma purtroppo non sono riuscito a inserirmi. Quando c'era la gente che urlava, telefonavano per criticare Cota, che aveva comprato un paio di mutande. 30 euro? 40 euro? Non lo so cosa possa costare. Va bene, sono disposto anche a pagarle io. Però tutta quella gente lì si dimentica uno dei loro, un certo Vasco Errani, che ha fatto fuori dei milioni. E questi
sono passati tutti in silenzio, nessuno critica, nessuno parla, ma vi sembra giusto? Siamo pronti a criticare un paio di mutande, ma non siamo altrettanto bravi a criticare un furto di 4 milioni di euro? Volevo solo sfogarmi. No, apprezziamo, cioè ogni sfogo va rispettato, è stato molto civile, quindi ancora più rispettato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Filippo da Genova. Buongiorno. Volevo dire che ormai questi delinquenti qua del PD siamo sempre a parlare di Berlusconi insieme ai magistrati e hanno rovinato le nostre tradizioni, hanno rovinato tutto, questi delinquenti qua del PD. Ne hanno fatto di tutti i colori e continuano, perché Berlusconi era l'unico nemico politico che poteva levarli da mezzo e continuano a darci addosso. Io non è che sono leghista, però vedo le cose chiare come sono. Questo PD che prima era Olivo, poi PDS, poi Quercia, poi non è di destra né di sinistra, è una casta di farabutti, di delinquenti. Grazie, ho finito. Grazie Filippo, buona giornata. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Roberto da Torino. Senta, io vorrei solo dire una cosa. Prima di parlare di Salvini, certa gente dovrebbero sciacquarsi la bocca, perché proprio ieri su Facebook ho visto una foto di Salvini di questi giorni o di ieri o dell'altro ieri, che era nella metropolitana tranquillo, da solo, con lo zaino e nessuno diceva niente, senza scorte, senza niente. Poi dall'altra pagina ho letto che la signora Boldrini aveva 9 uomini di scorta e la Chiang 7. Perciò questi leghisti che telefonano e criticano di qui, criticano di là, devono un attimino pensarci con la testa. La ringrazio, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, visto che in attesa di altre chiamate allo 0266203529, ecco qualche commento. Cota è andato a fare un corso di inglese negli Stati Uniti e durante il viaggio ha acquistato il corso pagato da lui, il viaggio pagato da lui, non dalla regione Piemonte, e durante il viaggio ha acquistato anche un paio di boxer da 40 euro. Li ha messi negli scontrini della regione, quei 40 euro, quando gliel'hanno fatto notare, non la stampa, quando gliel'hanno fatto notare, lui ha detto: ah vabbè, ho sbagliato, ha messo i 40 euro nelle casse della regione e basta. Qualcuno poi è andato a mettere i nasi negli scontrini e ha detto, qualcuno dei media, caspita, aveva messo anche uno scontrino da 40 euro per i boxer verdi, e lì è nato tutto. Però lo scontrino era già stato rimborsato, hanno costruito un caso sul nulla e questo caso è pesato moltissimo sul nostro Roberto Cota, ecco, che poi è stato mandato a casa da una decisione incredibile, ecco, con il tacito assenso degli alleati che non hanno speso una parola per difenderlo. 2 chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, in linea. Sono Pietro da Torino. Buondì Pietro. Senta, ieri ho sentito il signor Pagani che parlava un po' non troppo bene del signor Berlusconi. Io sono un leghista da sempre, da quando si può dire esiste la Lega, però mi ha fatto un po' specie quello che ha detto il signor Pagani, perché non si ricorda che all'epoca del governo Berlusconi c'erano i nostri colonnelli, Maroni all'interno, Castelli alla giustizia, l'altro signore grande e grosso, come si chiama, non mi ricordo, e anche il signor Bossi era ministro delle programmazioni. Perciò è inutile che continuiamo a sputare nel piatto dove si mangia. Bisognava che il signor Pagani si ricordasse dei Follini, dei Casini, dei Fini, dei Bocchino, di tutta quella marmaglia lì che
che Berlusconi purtroppo si era tirato dentro e che hanno rovinato tutto, perché del federalismo non se ne è più parlato, perché quella gente lì l'hanno cancellata. Se lei vede il signor Casini è contro il federalismo, eppure è sempre lì che gira nei corridoi del Parlamento. Pronto? Sì, ci sono ascoltato. Io penso di aver finito di aver detto mi piacerebbe sentire ancora parlare i signori Castelli, il signor Galli e tutti quei personaggi lì che in Padania, nella Radio Padania non si sono più sentiti. Io mi chiedo, insomma, sono ancora della Padania o dove sono? Grazie tante, mi scusi, buongiorno. No, ci mancherebbe, dopo le rispondo a fondo su questo suo intervento, perché comunque secondo me merita alcune riflessioni. Pronto? Marco, ciao, sono Laura di Brescia. Ciao Laura, auguri buon 2015 a te e alla famiglia. Altrettanto, grazie. Volevo ricordare ai signori comunisti che io in una manifestazione, non dico quale, del 2014 sono stata intervistata da una giornalista di Rai 3. Siccome ha voluto di nuovo infangare sia Bossi che il figlio ancora per delle scemate che ancora non c'è niente di chiaro, le ho ricordato la faccenda Marrazzo. Mi ha voluto rispondere che è un caso personale, perché quando tocca a loro comunisti sono tutti casi privati e personali. Invece per le nostre bazzecole, mutande, che poi sono state rimborsate ancora prima che andassero nel conto, allora non viene considerato. Gli ho detto che possono fare tutto quello che vogliono i comunisti, possono dar via anche le orecchie con i soldi loro e non con i soldi nostri, perché ci sono dentro anche i miei. E per quanto riguarda una battuta sul nuovo capo dello Stato, io come battuta, sottinteso che è proprio una battuta, proporrei Fini Finocchio. Padania libera e buon 2015, buona battaglia. Grazie, ciao. altrettanto e auguri. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, ciao Marco, sono Fabio. Ciao Fabio, ciao caro. Ma io a Pino di Torino dico, dovrebbe farti riflettere una cosa, questo doppio giochismo di Berlusconi, perché tu mi dici c'era Castelli alla giustizia, ma ha messo il leghista alla giustizia per non avere uno di Forza Italia, per non mandare in imbarazzo Forza Italia. Ci ha mandato Castelli che poi abbiamo visto non si è fatto niente, perché figurati contro le correnti dei giudici di sinistra c'era poco da fare, addirittura ti ridevano in faccia. Ma è il doppio giochismo berlusconiano, sto all'opposizione, no, non è vero, perché tu supporti Renzi in tutto e per tutto, per cui anch'io sono anti-berlusconiano, ma non è che ce lo inventiamo dalla mattina alla sera. Guarda caso il governo è caduto nel 2011 non solo per lo spread, ma c'erano i decreti standard del federalismo nel cassetto che stavano uscendo ed è crollato tutto, sono tutti d'accordo, destra e sinistra, basta. Io spero che Salvini vada avanti come sta andando, i sondaggi sono ottimi ma non basta e temo che purtroppo non ci faranno più andare al governo, non tanto Roma ma Bruxelles è un'Europa nazista. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao Fabio. Un'altra chiamata, ecco, dopo la pausa pubblicitaria delle 10 mi prenderò un paio di minuti per anch'io dire la mia su questi che mi sembrano temi interessanti. Pronto? Pronto Staglia, buongiorno, Mauro da Reggio Emilia. Buongiorno Mauro. Guarda, al di là di tutto, perché tutti i discorsi che si fanno, ricordo a tutti quelli che mi stanno ascoltando che sono i sofisti, i filosofi, che sono quelli che hanno distrutto la democrazia ad Atene, no? Sindacando su una preposizione, su una virgola, su una cosa del genere, mentre invece a Sparta forgiavano spade. Comunque, per rimanere su una questione molto più logica, molto più terra a terra, nel decreto milleproroghe del signor Renzi c'è inserita la clausola in cui gli inceneritori devono bruciare al massimo livello, no? E devono utilizzare anche l'incondizionato proveniente da Roma e da Napoli. Faccio presente che a Napoli ci sono 1 milione di ecoballe, per cui tutti quelli che stanno gli inceneritori, Mantova, Brescia, io ce l'avevo l'anno chiusa a Reggio Emilia, Parma e tutto il nord, si troveranno a dover bruciare questo, quindi un eccesso di diossina, di sostanze cancerogene, che così loro e i loro figli della Padania moriranno di tumore come quelle delle madri della terra dei fuochi. Per cui che ci siano sempre i soliti 5 leghisti quando arriveranno i camion, mi raccomando. Ciao. Ciao Mauro, grazie.
Un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, chiamo dalla provincia di Monza. Buondì. Volevo dire una cosa, no? Lei prima parlava delle famose mutande verdi di Cota, ecco, questo è un esempio lampante di come si può manovrare l'opinione pubblica disponendo di tutti i giornali che contano, Corriere, Repubblica, Stampa, Messaggero, Sole 24 Ore, la Rai, Mediaset. Ecco, se andiamo a vedere negli ultimi praticamente 30 anni, i direttori, si può fare una statistica e si può andare a controllare, i direttori di questi mezzi di comunicazione sono sempre quelli, sono quei 20-30 persone che un giorno sono il direttore del Corriere, l'altro giorno sono il direttore della Stampa e continuano a girarsi. Quindi questa è una prova che in Italia la libertà di informazione in realtà non esiste. Poi voglio dire una cosa, per quanto riguarda Mare Nostrum, l'operazione Mare Nostrum, non si potrebbe fare un'azione giudiziaria contro il governo italiano che praticamente sta facendo un'operazione che è contro le leggi nazionali sull'immigrazione e contro il trattato di Schengen. Salve, arrivederci. Grazie, arrivederci. C'è la pubblicità e poi dopo un po' di risposte. Sono le 10:00. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio, TAN 0 e TAEG 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci tornati in diretta. Prima di riaprire le linee, alcune considerazioni che mi sembrano giuste e doverose, diciamo. Ecco, sempre considerazioni personali, quindi come dico spesso, io rappresento me stesso, quindi non rappresento tutto il movimento. Ecco, diceva Luciano da Varese, per esempio, che i cittadini non votano con la testa o comunque, ma votano con il cuore e non votano la Lega per il passato. Ecco, ma anche guardando le notizie dell'ANSA che stavo dicendo prima, sì, molti non votano con la testa perché non ci vorrebbe molto per informarsi e per cercare di guardare appena al di là della facciata, perché sentiamo le notizie del codicillo Salva Berlusconi inserito forse dal Nazareno la notte di Natale, non so chi l'avrà inserito nel decreto fiscale. Noi siamo stati accusati per anni dai sinistrati di approvare leggi ad personam a favore di Berlusconi. Però sta di fatto che nonostante i 9 anni e mezzo di governo Lega più Forza Italia, PDL, tutte le varie mutazioni genetiche che hanno avuto, nonostante tutte le leggi approvate da quei governi, Berlusconi ha potuto essere indagato, inquisito e condannato. Berlusconi sarebbe, non sto a giudicare se le condanne fossero giuste o meno, però sta di fatto che con quelle condanne Berlusconi poteva finire in carcere. Non è andato in carcere, ma è andato ai servizi sociali grazie all'indulto approvato dai berlusconiani e dal PD, dall'estrema sinistra. Quindi le vere norme salva Berlusconi, se vogliamo definirle così, le ha approvate il centro-sinistra, non la Lega Nord. È come quando ci dicevano: voi votate contro l'arresto di esponenti politici. Va bene, noi votavamo magari in alcuni casi contro l'arresto, la custodia cautelare, però chi ci accusava che erano gli stessi che poi, quando ci sono le condanne definitive, approvano l'indulto, lo svuotacarceri. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Ecco, poi un ascoltatore, Pietro da Torino, ha detto che Pagani non dovrebbe attaccare Berlusconi perché non dobbiamo sputare nel piatto nel quale abbiamo mangiato. Noi non abbiamo mangiato in nessun piatto, noi abbiamo contribuito a cucinare quel piatto
e abbiamo i nostri esponenti, come diceva lui, i nostri Zaia, Calderoli, Castelli, Bossi, si sono impegnati tanto per preparare e far approvare le riforme. Io non voglio parlare, però io ho scritto un libro, ne ho scritti 2, però il primo si chiamava La Lega del Fare, nel quale ho elencato tutto quello che abbiamo fatto come Lega Nord nei governi in alleanza con Berlusconi, quindi non sputo su nulla di quello che abbiamo fatto, però mi girano le palle, scusate il termine, come girano le palle a Pagani e a tanti altri leghisti, sapere che abbiamo approvato la devolution e quando c'è stato da approvare il referendum, da votare il referendum, Berlusconi e gli altri alleati se ne sono fregati e la devolution non è passata. Abbiamo approvato il federalismo fiscale e i decreti attuativi sono stati messi nel cassetto, tranne quello su Roma Capitale, e sappiamo Roma com'è andata. Sono stati messi nel cassetto o bloccati dal governo Monti, sostenuto da Berlusconi. Abbiamo approvato la Bossi-Fini contro il reato di immigrazione clandestina e tutto, e il reato di immigrazione clandestina è stato cancellato dal governo Letta o Renzi, sì, comunque Letta, no, c'era già il governo Renzi, sostenuto da Berlusconi. Il pacchetto sicurezza, perché Maroni aveva detto bisogna garantire la sicurezza dei cittadini in tutte le città, anche con norme speciali, e Berlusconi con il PD e gli altri ha approvato gli indulti e gli svuotacarceri. La riforma della giustizia, c'era anche un certo Castelli che non è sparito, perché come Galli, il nostro Dario Galli di Varese, basta ascoltare il giovedì sera sulla Strada della Libertà, sia Galli che Castelli sono spesso ospiti e sono persone comunque che, anche se non hanno più magari un incarico importante, sono sempre presenti alle feste e stanno facendo magari i bravi militanti. Ecco, l'ultima cosa, appunto, non è che non è stato fatto niente, è stata fatta anche durante il governo Berlusconi la riforma della giustizia, la prima riforma della giustizia dopo tanti anni, la riforma Castelli, appunto, e noi non sputiamo su quel piatto sulla riforma Castelli. Il problema è che la riforma Castelli, quando poi è andato al governo Prodi, la riforma Castelli è stata demolita da Clemente Mastella e Berlusconi, al quale noi dovremmo portare il massimo rispetto, ha poi candidato Clemente Mastella al Parlamento europeo. Quindi non vedete a dirci dobbiamo... Allora, è stato vittima di un complotto Berlusconi, certo, probabilmente sarà stato chiamato nelle segrete stanze dicendo: guarda, possiamo farti dei danni anche a livello delle tue aziende, quindi o tu te ne vai a casa e poi approvi tutte le porcherie che vogliamo, altrimenti te la facciamo pagare. E lui ha detto: va bene, vi porto sul piatto i voti di tutti gli elettori dei ceti produttivi che avevano dato fiducia all'alleanza Lega centrodestra. Ecco, mi sembrava doveroso, mi sarò dilungato. Adesso abbiamo ancora 50 minuti per le vostre telefonate allo 0266203529. Pronto? 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 Buongiorno, scusi per il comizio, ma mi sembrava giusto dire la mia opinione. Mia, alleluia, finalmente. Quando sento lei, per me è musica per le mie orecchie, giuro. Wow, e sono anche stonato. Ma scherza, ma Marco, ma fino a domani devi continuare, viva Dio. Era ora che qualcuno parlasse veramente chiaro, senza tanti giri di parole. Perché io non sopporto più gli impostori, gli ipocriti che fingono di essere leghisti. Quello di Torino non lo tollero più. È un impostore come il suo capo, che è il Berlusca, perché quello lì non può dire, mettere le mani avanti, sono leghista. I leghisti non parlano come lui, non direbbero mai le cose che ha detto lui. E in quanto a Pagani, ha fatto benissimo a dire quello che ha detto. Pagani non sputa nessun piatto, perché lui è leghista vero, non è un farlocco, ipocrita. E Berlusconi, invece, che non è mai stato un leader, ma è stato un ladder perché ha rubato le idee della Lega, tutti i programmi, tutte le idee innovatrici, nuove, originali che solo la Lega ha avuto in questo schifo di paese. Lui se ne è fregati, se ne è appropriato, si è servito dell'appoggio della Lega Nord per andare al governo e poi ha sputato nel piatto dell'appoggio che ha avuto grazie a Bossi e alla Lega Nord, va bene? E quello lì deve ricordarsi anche che oltre ad aver
adesso si è appropriato di tutto il programma della Lega Nord, spacciandolo come fosse farina del suo sacco. Oltre a rubare il programma, ha rubato anche i voti della Lega, perché la Lega era il primo partito prima che arrivasse quell'impostore lì. Va bene, noi siamo stufi di sentire i berlusconisti travestiti da leghisti, non se ne può più, perché Berlusconi, oltre alle porcate che ha fatto, e l'indultino che Castelli veniva in radio, schiumava di rabbia, povero Cristo, diceva, tutti quei cialtroni che abbiamo come alleati stanno preparando l'indultino, e Berlusconi ha fatto. Poi l'indultone insieme con la sinistra, sempre contro l'idea e la volontà della Lega Nord e dei leghisti, perché noi non voteremo mai un programma dove ci sono indulti, ma neanche la sanatoria che lui ha fatto, Berlusconi, nel 2001, appena arrivato al potere, a 1 milione di clandestini, perché doveva parare il fondo schiena a quelli di Forza Italia che lavoravano in nero con i clandestini. Berlusconi è stata una iattura per noi. E prego Dio che mai più quella genitalia lì si avvicina a noi. Punto. Grazie signora e buona giornata. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno, sono Margherita, chiamo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno De Verghe. Buongiorno, buona Epifania a tutti e basta con tutto questo livore. Basta, non se ne può più. Allora, io vorrei dire una cosa, Berlusconi, noi abbiamo fatto tutti i nostri errori. Anch'io condivido quello che diceva la signora, che Berlusconi forse ha fatto più tanto i suoi interessi, quelli processuali, visto che era sempre condannato. Però tornando anche alla norma di adesso che era messa nel DDL, io credo che questa norma, se non serviva a Berlusconi, chissà a quanti della sinistra serviva, perché togli i penati, togli l'usi, togli Ossini, togli qui, togli là, quelli di Mafia Capitale, togli Errani, prendi Chiamparino, ce ne sono in giro un sacco anche della sinistra che dovranno rendere di qualcosa, solo che poi si sono accorti che favoriva Berlusconi e loro ce l'hanno solo con Berlusconi. Non voglio difendere Berlusconi, però bisogna dire pane al pane e vino al vino. E io poi conto sul futuro, i giovani, il Matteo Salvini di adesso. Matteo Salvini dice: se qualcuno si allea con me non deve essere della vecchia politica. Ma ben venga, però basta con tutto questo livore. E noi dobbiamo essere molto più incisivi, cioè non dobbiamo più perdonare niente e nessuno. Se qualcuno ci aggredisce, tu mi dici questo, io ti dico questo, io ho fatto questo, tu hai fatto questo. Dobbiamo essere così, però basta tutto il livore del 2000, del 94, perché sono anni passati. Condividi con me, Marco? Buona Epifania a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ma io non allora il livore, allora io faccio sempre un esempio con un amico che a volte faccio queste discussioni con un amico. Dico, se io ho un socio con il quale sto costruendo la casa, mi faccio il mazzo dalla mattina alla sera, poi quando io la sera vado a letto, il mio socio va con il mio nemico a demolire un pezzo di quello che abbiamo costruito, io il giorno dopo magari gli faccio ancora il sorriso, ma dopo la terza volta che mi demolisce la casa che abbiamo costruito assieme, io lo aspetto dietro la porta e gli do una legnata, non dico più va bene, perché se mi faccio il mazzo e poi tu vai con il mio nemico a demolire quello che abbiamo costruito, una volta me la fai, ma dopo 2 o 3 diventano troppe. 2 chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono ormai 30 anni che c'è l'opzione Lega, l'opzione indipendenza e una risposta, direi organica, alla crisi, soprattutto nelle regioni del nord. Cioè, questo Stato non è riuscito a risolvere i problemi del sud e ha peggiorato soltanto quelli del nord, con l'immigrazione prima dal sud e poi adesso questa immigrazione incontrollata, eccetera. Allora, l'opzione Lega al suo arrivo era percorribilissima, solo che Forza Italia ha dato una possibilità a quei moderati cattolici, quei democristiani un po' cattolici, insomma, no? E la Chiesa soprattutto è schierata a muro, non rappresentando più, secondo me, gli veri interessi del suo popolo. Allora, la Chiesa per me ha tradito il suo popolo, il popolo lombardo, il popolo veneto, il popolo piemontese, perché non ha capito in un periodo storico particolare quale sarebbe dovuto essere il suo ruolo, e cioè proteggere il suo popolo, come accade sempre storicamente nelle chiese. Oggi i papi vogliono diventare santi,
ancora prima di essere sepolti, e quindi percorrono le strade che vediamo che percorrono. Ecco, questa è la mia opinione. Purtroppo abbiamo perso quell'occasione storica nel 94, 93, 94, eccetera, dove si sarebbe potuto fare molto. Grazie, però come dicevano altri ascoltatori, anche sì, bisogna guardare avanti, e noi abbiamo la fortuna di avere il nostro grande segretario federale che però non può fare tutto da solo, perché lui dice bisogna, e sta svegliando anche molte coscienze di persone di tutte le zone che vogliono ribellarsi, e penso che se lo meriti il nostro Matteo, ce lo meritiamo tutti, di avere non solo tante pacche sulle spalle e complimenti, ma anche prove dei fatti. Quindi chi gli dice bravo e poi però magari vota al contrario, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Quindi guardiamo avanti, ma ecco, lasciamolo, non va lasciato solo dai cosiddetti alleati, anche che gli fanno i complimenti e poi magari votano al contrario. Pronto? Sono Paolo da Brescia. Buondì Paolo. Guarda, io sposo quello che ha detto l'ascoltatore di prima. Poi vorrei ricordare, allora, a me tempi addietro l'alleanza con Berlusconi l'ho anche mandata giù, perché so benissimo che senza voti e con solo quelli della Lega si poteva far poco. Però vorrei ricordare ai signori di Forza Italia che dicono di qua e di là che la Lega non ha mai tradito Berlusconi, ma che ha tradito Berlusconi e i nostri patti. Una volta è stato Fini, una volta è stato Casini, una volta è stato Alfano, e noi per colpa loro abbiamo perso i voti, abbiamo perso occasioni storiche e abbiamo perso tante cose. Ora perché non mi sta più bene il patto con Berlusconi? Perché il signor Berlusconi, al posto di usare i propri giornali e le proprie televisioni per sputtanare la Lega, se ti dava un pochino, non dico di aiutarci, perché noi non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno, ma perlomeno avesse detto la verità sui programmi, su quello che voleva fare la Lega, noi avremmo preso molto più voti, innanzitutto. E poi, al posto di tenere in piedi il signor Renzi per salvarsi lui, avesse tolto i propri voti Forza Italia al signor Renzi, forse qualcosa sarebbe cambiato. E allora ha promesso agli artigiani e agli imprenditori di qua e di là, poi va a appoggiare un governo come quello di Renzi, prima perché non dimentichiamoci che ha appoggiato anche Letta, che ha appoggiato anche il signor Monti. Allora è colpa della Lega se non gli diamo una mano, se adesso non vogliamo più stare con Berlusconi. Se Berlusconi torna a fare i programmi di centrodestra, vedrete che noi non avremo problemi, ma che mantenga la parola però, e alcuni dei suoi che continuano a criticare la Lega dovrebbe mandarli via. Vedrete che noi nell'arco di 2 o 3 anni andiamo al governo. Salve. Grazie, buona giornata. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Nell'arco di 2 o 3 anni andiamo al governo? Ho capito bene quello che ha detto il signore di prima, ma nell'arco di 2 o 3 anni, ma neanche nell'arco di 1 anno, se non abbiamo i partiti con i quali allearci, non andiamo al governo. E non è vero che la Lega non ha bisogno di nessuno. La Lega ha bisogno di tutti, come tutti hanno bisogno degli altri, non possono andare da soli, come vedete. Poi ad un certo punto Bossi non è che si sia comportato molto bene nei confronti di Berlusconi. Io questa cosa vorrei dirla e che la capiate. E poi vorrei anche dire, ma Maroni, Zaia, tutti i primi della classe che c'erano una volta, cosa fanno? Dormono? Non lo so, è rimasto solo Salvini. Ad un certo punto, scusate, guardiamo le cose come sono. Cari leghisti, diamoci che queste persone, che non sono neanche vecchie, Zaia e compagnia bella, non si sentono più. Ma cosa fanno? Sono lì seduti nella loro poltrona tranquilli. E ad un certo punto poi vorrei anche spendere solo 2 parole per le pensioni e per la Chiesa. Per le pensioni sarebbe ora che diceste che chi è che ha lavorato si è preso 30, 35 anni, 40 come me, si è preso la sua pensione, ma chi è che ha lavorato 5 anni, 10 anni si prenderà, anzi
direi che si prende di più di quello che dovrebbe prendersi. E poi i commercianti non stiano sempre lì a lamentarsi, le loro tasse per la pensione sono del 19%, mentre quelle dei dipendenti arrivano al 33-34%. Ma le capite queste cose, cari leghisti, o non le capite? Grazie della bella lezione, e poi le dico cosa ho capito io dalla sua lezione, per così poi magari una prossima telefonata mi dirà se anch'io dovrò studiare di più e andare a essere rimandato a settembre. Pronto? Ciao Marco Scaglia, sono Pagani. Oh, carissimo, carissimo. L'oggetto dello scandalo, permettetemi di dire due parole. Dunque, a quel signore di Torino che telefona praticamente tutti i giorni, nonostante e si spaccia per leghista, io non rispondo nemmeno perché avete già risposto voi. Io voglio solo ricordare che Berlusconi è stato inventato come Forza Ladri, perché io non lo chiamo Forza Italia, lo chiamo Forza Ladri, perché ha dentro più indagati Galeotti che cappelli sulla testa, l'ho già detto. Comunque è stato inventato per fermare la Lega. Questo non lo dicevo io, lo diceva Bossi nel 93. Forza Italia è nata per far fuori la Lega e ci è riuscito. E Bossi aggiungeva: quando un avversario è troppo forte, giornali, televisioni, tutto il mito che gli aveva creato dietro, non lo puoi battere, lo devi abbracciare come nella box, vai in clinch tecnicamente parlando. È quello che ha fatto la Lega. Chi ha tradito la Lega è sempre stato Berlusconi, con Casini, con Fini, con Vietti sopra Castelli che gli sabotava tutte le leggi, delle riforme delle leggi, eccetera, eccetera. Quindi non venite a fare le vergini, cari forza ladristi. Adesso state flirtando con i comunisti, che erano i nemici pseudo-acerrimi di Berlusconi. Adesso siete lì che tenete un piede di qui e un piede di là. Intanto lui si prende tutte le come si chiamano, i condoni, viene condonato, viene assolto, facendo che cosa? Demolendo la legge sull'immigrazione, demolendo tutte le leggi che la Lega aveva fatto, lasciando stare nel cassetto quello che era i costi standard, eccetera, eccetera. Quindi, signori, io attaccherò sempre di più Berlusconi, non di meno. E quel signore di Torino si metta pure l'anima in pace. Ti ringrazio, buona Pagani a tutti. Grazie Pagani e buon anno. Un'altra chiamata, poi dopo comunque logicamente anch'io qualche considerazione. Pronto? Ciao Marco, sono Claudio da Brescia. Ciao Claudio. Intanto ti faccio tanti auguri di buon anno e auguri a tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Grazie. Dopodiché, ecco, io vorrei dire una cosa partendo dalla signora che ha parlato. Io non so che lavoro faccia con la signora, di sicuro se facesse l'imprenditrice, anche piccola artigiana, dubito molto che parlerebbe così, perché la calcolatrice, purtroppo o per fortuna, non ha nessun colore politico. Qui viaggiamo dal 58 al 70% di tasse da pagare. Se uno facesse tutto in regola, su 100.000 euro di reddito forse arriva a rimanere in tasca circa 12.000 euro. Questi sono conti da commercialista. Se poi uno la pensa in un altro modo, va bene tutto. Dopodiché rimane comunque un fatto. Noi dobbiamo incassare l'IVA per conto dello Stato, e va bene, ma tutti gli esattori dello Stato vengono pagati, perché noi lo dobbiamo fare gratis o addirittura dobbiamo sostenere costi aggiuntivi per gestire la dichiarazione IVA e tutto il resto. E l'ultima cosa riguarda invece il signore che ha chiamato dicendo che abbiamo perso occasioni nel 94 di qua e di là. Diciamo che guidare un'automobile guardando con la testa all'indietro, il rischio di fare un incidente è molto alto. Quindi io mi sono fatto anche un esame di coscienza. C'è stato un momento in cui dicevo, porca miseria, però è vero, abbiamo perso un'occasione, ma mi sono fatto anche una domanda. Ecco, ma io che cosa ho fatto in prima persona, diciamo, per attivarmi o evitare, al di là di essere là a stringermi la mano sul po'? E l'esame di coscienza era negativo nei miei confronti, perché parlare in generale è sempre molto facile. È come quando vai al ristorante che critichi la cucina del cuoco. Poi quando ti trovi ad avere in casa 20 persone a cui far da mangiare, le cose cambiano un attimo quando sei tu in prima persona. E allora mi sono un po', diciamo, vergognato per quello che non ho fatto e ho cominciato ad attivarmi per quello che posso. Parlo di più con le persone, chi non la pensa come me cerco di capire perché con delle domande.
scrivo sui settimanali, dove posso, mando domande, articoli, cerco di fare la mia parte e mi rendo conto che facendo così, a parte la gente che ho incontrato, ce n'è tanta di più di quanto si possa pensare, che si attiva tutti i giorni, te compreso, perché so perfettamente quello che fai, e quindi ce ne vogliono tante di persone che si attivano come te, e so che lo fai anche gratis. Mi domando in altre realtà politiche che chiacchierano tanto fino a che punto si tirano su davvero le maniche, perché il problema, e chiudo, è che fino alle cose toccano gli altri va tutto bene. Io vivo in un paese gestito dalla sinistra da quasi 50 anni, non c'è un extracomunitario a pagarlo, e l'IMU un sacco di gente non l'ha pagata perché ha le ville, vota a sinistra e c'ha la casa ancora accatastata come garage, però quello va bene, nessuno dice niente. Grazie. Auguri a tutti e buona giornata. Grazie Claudio, buona giornata. Ecco, un paio anch'io di considerazioni. Vabbè, la signora che ci ha fatto la lezioncina, a parte che non so come faccia a dire che chi ha lavorato 5 o 10 anni prende più di pensione di chi ne ha lavorati 35. Vado a chiederlo alle cosiddette donne silenti o a tutte quelle persone che per vari motivi o per scelta magari obbligata anche hanno preferito magari appunto seguire la famiglia e i figli, si sono trovati a dover lasciare il lavoro, che hanno versato magari 5 anni o 10 anni di contributi e non hanno preso un euro e non prendono un euro di pensione. Lei ha detto che dobbiamo preoccuparci perché se torneremo al governo fra 2 o 3 anni dovremo però preoccuparci prima con quali alleati. Il problema, come dice vede, lei ragiona probabilmente, signora, come ragionano tanti, di dire il problema principale è riuscire a tornare al governo e a qualsiasi costo per governare, quindi prima preparare le condizioni per vincere le elezioni, possono essere fra 2 o 3 anni, e poi andare a votare. Come dice spesso Salvini, c'è un pericolo e si chiama governo Renzi, perché sta massacrando le aziende, c'è una grossa crisi, aziende che chiudono, aziende che delocalizzano, c'è il precariato, c'è la nuova, tra virgolette, schiavitù di tante cooperative o aziende che pagano 2 o 3 euro all'ora i lavoratori dipendenti. Quindi il nostro problema non è dire fra 3 anni con chi vinceremo, no, fra 3 anni ci sarà ancora un paese da governare o sarà fallito, tutta la classe produttiva sarà fallita. Quindi vede la differenza, noi non diciamo vogliamo studiare le teorie, no, qui c'è un'urgenza e nell'urgenza basterebbe che si chiami Berlusconi, si chiami Giorgia Meloni, si chiami chiunque. Noi diciamo c'è un'emergenza e quando c'è l'emergenza di mandare a casa un governo servono i fatti. I fatti sono: quando un governo pone la fiducia su un decreto, ci deve essere da una parte quelli che dicono questo governo va mandato a casa e votano contro la fiducia per farlo cadere, e poi ci sono quelli che dicono questo governo fa danni però votano a favore della fiducia e questo governo rimane in piedi. Quindi signora, non è con quali alleati, no, è se ci sarà ancora un paese da governare. Poi dove sono Zaia e Maroni? Zaia e Maroni non sono molto in televisione, ma sono ad amministrare bene, tant'è che le regioni Lombardia e Veneto sono le più virtuose, e non lo dicono, non lo diciamo solo i leghisti, ma lo dicono anche tutti i dati ufficiali. Ecco, leggo qualche messaggio, visto che sono stati mandati, quindi mi sembra giusto leggerli. La signora Carla dall'Omellinese, lo leggo perché è una critica nei miei confronti, come ce n'è anche un altro. Mi sembra giusto, quando mi fanno i complimenti, ringraziare, quando mi fanno: signor Marco, il suo secondo libro, ecco, nota dell'editore, dell'autore, Divide e Timpera, il suo secondo libro è un oblio, humus di odio verso il mondialismo. Lei si deve solo vergognare, ecco, vergognare è scritto con vergognare con la I, perché insomma c'è sempre qualcuno più imparato. Il meticciato è unica sola verità, unica nostra ricchezza. Carla dall'Omellinese. Poi un altro
Messaggio: a distanza di decenni siamo ancora alla mercé dei tedeschi, come nei lontani anni della seconda guerra mondiale, che ricordo con terrore. Allora usavano i mitra, adesso usano le leggi. Allora c'erano i repubblichini, ora ci sono dei governanti. Vanna che ha vissuto, ecco, si è perso poi. Gian Vanna che ha vissuto, vediamo se sia, no, non si è vissuto quanto scritto qui. Caro Marco, il crollo delle borse ha un solo motivo, la paura, per schiacciare gli schiavi che osano alzare la testa. Lorenzo 19,9. Poi basta dire povero Berlusconi, vediamo se si apre. Se siamo dove siamo adesso, politicamente parlando, e nella crisi che siamo, lo dobbiamo al 50% a lui e al 50% al PD. Elio da Novara. Paolo che mi dice: come li inventate i fatti? Vabbè, aspettiamo la controprova, nessuno ha la verità in tasca, tantomeno io. Europa nazista per alleati di Casa Pound, va bene. Claudia, va bene, non siamo alleati di Casa Pound. Casa Pound è venuta in piazza ad una nostra manifestazione, quindi non siamo assolutamente alleati di Casa Pound. Max Misud che fa un augurio in inglese: Dio benedica la Lega, in inglese. Poi ancora 2 o 3 messaggi, perché mi sembra giusto, visto che hanno speso per mandarli. Buon anno Marco, non sono leghista, ma se posso voto Lega. Mi chiedo come si può ancora riavocare mutande, diplomi, croci della Lega. Poi, ecco, visto che il regista mi segnala la pubblicità, una critica, perché mi sembra giusto: Marco, parli come l'orso Yogi, migliora la dizione, però sei uno di buona volontà. Lucia, grazie per l'attestato di buona volontà. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. ...66 23 44 22. Eccoci di nuovo in onda. Ho chiesto conferma al regista, mi ha detto che secondo lui assomiglio più a Bubu che a Yogi, quindi magra consolazione. Mi dice appunto Colombo, Roberto Colombo, il grande Roberto, che ci sono 2 chiamate. Pronto? Pronto da Bologna, ti saluto tanto. Grazie. È la prima volta che riesco a prendere questa linea. Grazie. Ascolta, io sono di una felicità che tu non hai un'idea. 19 ragazze abbiamo mandato qui a Bologna, Ah, bene. più però questi Forza Italia del fischio, perché bisogna dire così, ne ha mandati 2. Adesso voglio vedere questi 2 se cosa sostengono, hai capito? Certo. Perché è tutta lì la questione. Perché vorrei che tirassero fuori la questione dell'ERA, perché parlano di Errani era proprio infilato lì, l'ERA ha tutto in mano, dal patume ai cimiteri, alle cremazioni dei cimiteri. Io vorrei che mettessero le manine lì, perché nella differenziata hanno ridotto i poveri vecchi come me, che ne ho tanti degli anni, e far tanta strada per portare via il patume. Hai capito? Hanno levato via tutti i bidoni. Siamo qui che non siamo neanche in piedi. Ma è una cosa indecente. Adesso si vedrà fa poco. Tanto di quel patume per la strada, altro che Napoli, perché qui dei bolognesi oramai ce ne pochi, capito? Che hanno che mettessero il carro come una volta col cavallo, che andavano lungo i portici a raccogliere il patume. È una cosa indecente, guarda, una cosa indecente. Io però sono felice, pensavo un po' di più dei voti, però sono già molto contenta.
9 più 2 di quei due della di Forza Italia, più uno che è di DAN. Perciò cominciano a essere già un pochettino, Certo. Ecco, perciò se si stringono insieme e poi farli sapere le cose, perché qui rimane tutto chiuso là dentro, capito? Bisogna che vadano fuori a parlare, come ho fatto stavolta, perché io ho portato tante mie vecchie colleghe a votare per voi, capito? Ecco, Grazie, vi signora. saluto tanto e tanti auguri a tutti noi. Anche a lei, signora, tantissimi auguri per tutto. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, sono Maria da Brescia. Buongiorno Maria, Ecco, buongiorno e auguri. altrettanto. Io ho letto i suoi libri, belli, però manca una cosa che a me sta proprio sul cuore. Praticamente le elezioni del 2006, quando hanno fatto vincere Prodi, che non aveva vinto, perché in Emilia stavano conteggiando più di 40.000 seggi e su 200 e qualcosa seggi, perché è stato pubblicato sulla Padania, che l'ho conservata fino a quando sono venuto a farmi operare, che i miei figli mi hanno buttato via, che c'era tutte firmate proprio che c'era già superato i 1.000 e più voti, che erano andati alla sinistra, invece erano dalla destra. E se potevano, Pisano li ha fermati e ha dato la vittoria a Prodi, se facevano passare tutte le più di 40.000, altro che 4.000, che è cosa che mancavano. Capisce? Questa è stata una cosa e non è più stata ricordata. Io ogni tanto ricordo nella radio alla Lega, però la lasciano morire. Invece queste cose bisogna ribadirle, perché sono cose vergognose, sono cose che a me fanno venire, sono rubati, io rubare veramente. E allora lei dice, mi fa piacere magari quando scrive un libro di ricordarmi che la gente li possa leggere e possa vedere che non sono in mutande, lì sono voti ma che è stato vinto e chi non aveva vinto. Grazie signora. E auguri. Anche a lei, sì, una critica costruttiva, anche perché se non ricordo male, quelle elezioni sono state quelle in cui, nonostante la legge dica che le urne vanno chiuse alle 10 di sera, in alcune regioni c'erano le code fino alle 4 di mattina per votare, quindi anche lì, e tra l'altro se non ricordo male ancora, grazie proprio all'aumento magari del numero dei votanti, la nostra percentuale, che magari poteva essere del 4%, quindi raggiungere la soglia, si fermò invece al 3,9%, ci fece perdere un sacco di parlamentari. Comunque ha fatto bene la signora a ricordarlo. Pronto? Sì, pronto. Ciao Scaglia, Manzoni. Ciao Manzoni. Allora, in Inghilterra con un reddito di 31.000 sterline, che è equivalente a quasi 40.000 euro nostri, paghi 5.900 euro di tasse, punto, finito. Vedi un po', i primi 10.000 sono esenti, paghi a 10.000 in avanti, quindi su 40.000 paghi le tasse su 30.000 in effetti, compreso di assistenza sanitaria e pensione. 5.900 sterline, cioè euro, scusa, su 40.000 euro. Queste sono le tasse inglesi. Ciao. Ciao, grazie. Pronto, un'altra chiamata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, io telefono da Torino, non so se ci sono devo dire, sentivo prima la trasmissione che si parlava di pensioni, di queste signore che pensione e via dicendo. Io volevo dire una cosa, io sono sposato, 2 figli, noi abbiamo fatto un sacrificio enorme. Io ho lavorato da 14 a 60 anni, ho lavorato, andavo anche all'estero, giravo il mondo e mi sono fatto una bella pensione. Mia moglie idem, ha lavorato anche lei 40 anni. Adesso godiamo una pensione modesta, stiamo bene, però abbiamo fatto un sacrificio enorme a tirare su 2 figli. E le signore stavano a casa a tirare su i figli. Bisogna dirle quelle cose lì, perché è un sacrificio che abbiamo fatto noi, nessuno lo sa, noi come tante altre, per la carità. Però adesso le signore stavano a casa a allevare i figli, adesso si lamentano perché non hanno pensione, è troppo comodo.
queste cose qua. Poi un'altra cosa, ma i commercianti, i negozianti hanno pagato anche loro, ma hanno pagato molto meno di noi in privato, noi ci siamo in privato, abbiamo pagato una certa cifra che forse lei lo saprà, non so, noi abbiamo pagato oltre il 33% e i negozianti pagano il 19%. Ed è il problema, quelle cose bisogna dirle alla gente, che sappiano cosa hanno pagato, siccome hanno pagato poco prendono poco, non c'è niente da dire. Ecco, poi volevo dire un'altra cosa, ma io mi ricordo Bossi quando ho fatto la Lega, molto bene, tanto di cappello, e mi piaceva anche Bossi, però Bossi l'ha rovinata la Lega, con i suoi figli, la sua famiglia, andava in Sardegna a fare le ferie, a casa di quel signore, nelle ville, perché non le diciamo quelle cose lì? Bossi ha rovinato la Lega, non c'è da dire, grazie a Salvini che è tirata su, grazie a lui, che le ripeto 3 volte grazie a lui. E lì il problema, signore, bisogna ricordarsi di queste cose qua, invece purtroppo la gente si dimentica di queste cose qua, bisogna dirle. Grazie. Ecco. Grazie Salvini. Dopo le faccio un commento. Buongiorno, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giuliana di Torino. Ho avuto il piacere di conoscerti alla festa organizzata alla cena organizzata da Senatore. Mi hai presentato la moglie. Ah, sì. Ecco, allora ti saluto, mando anche un saluto al caro Matteo Salvini e volevo dire una cosa a proposito di tasse, ancora tasse. Noi paghiamo tantissimo di tasse e abbiamo dei servizi pessimi. Inoltre c'è un problema molto grosso. Ci sono tante persone che sono rimaste senza casa, senza tetto, perché hanno perso il lavoro per vari motivi. E io sto facendo una polemica con Sanremo, con l'amministrazione comunale di Sanremo. Non ho pagato di proposito, visto che ho ereditato la casa di mia mamma, non ho pagato 80 euro, che hanno anche un valore simbolico, e poi per non incorrere nelle ire troppo funeste dell'Equitalia, quindi una cifra minima. E ho scritto una lettera aperta all'assessore ai servizi sociali di Sanremo dicendo che non pago questi 80 euro perché le tasse si pagano, uno per avere i servizi e poi comunque per alleviare anche le sofferenze di chi si trova in difficoltà. Niente, è una stupidata perché fatta da me, è una cosa che non finisce lì. Infatti gliel'ho mandata prima di Natale facendogli gli auguri di Natale, appunto è stata pubblicata da alcuni giornali online, ma è chiaro che non ha avuto nessun seguito, però io, nel mio piccolo, ho voluto protestare. E poi comunque io trovo che si vanno a salvare quelli che sono nelle navi in mezzo al mare, eccetera, però prima di salvare quelle persone lì, noi abbiamo il diritto di pensare ai nostri che sono in difficoltà e che si trovano. Questa cosa io ho fatto presente all'assessore ai servizi che loro assistono da tempo una persona senza tetto, però non fanno niente. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie. Auguri. Un'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno, sono Paola. Mi permetta lo sfogo a quel signore che aveva telefonato prima, la telefonata precedente a questa signora. Volevo dire veramente di vergognarsi, e purtroppo queste sono le persone che votano in questo paese, è per questo che siamo ridotti così. Non capiscono nulla di tutti gli intrighi che vengono fatti alle spalle della Lega. Mi dispiace veramente tanto, grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Sì, si riferisce forse a quello che ha detto Bossi ha rovinato la Lega. A parte che io ringrazierò sempre Umberto Bossi per quello che ha fatto e gli voglio bene anche dal punto di vista personale. Se invece volessi ragionare solo da freddo cittadino, direi va bene, tante accuse, tanto fango, tanto odio contro di lui. Vogliamo vedere un processo per lui,
per i suoi figli, perché siamo nel 2015. I fatti risalgono al 2010, se non sbaglio, 2010-2011, sono passati già 4 anni. Non penso che ci siano 1000 cose da fare, basta solo dire ci sono dei reati, non ci sono dei reati, e fare un processo e vedere, non fare sempre cuocere sulla graticola le persone e poi magari quando vengono condannate non fargli pagare nulla, perché ricordiamo che noi della Lega siamo in un certo senso gli unici che chiedono anche la certezza della pena, come ha detto Bossi, per chiunque sbagli, qualsiasi sia il suo cognome. Poi ecco, Salvini ha detto viva Salvini, viva Bossi e viva il nostro grande Matteo Salvini, che sta risollevando la Lega non dai disastri di Bossi, dal fango tirato addosso a Bossi, e sta facendo un buonissimo lavoro. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Filippo da Torino. Prima di tutto un augurio a Radio Padania, che è un piccolo grande faro di libertà nel panorama radiofonico italiano. Grazie. E una cosa che però sembra che tutti quanti soffriamo di Alzheimer, cioè adesso non avendo gestito il passaggio, al di là dei particolarismi, frase cara al nostro Presidente della Repubblica, le cose sciocche tipo quelle, le ferie in Sardegna, cose assolutamente insignificanti, non aver gestito il passaggio lira-euro, per tutti quanti hanno avuto in mano il bastone del comando, è stata una cosa che ha avuto delle conseguenze devastanti sul nostro paese. E adesso cosa si vuol fare? Io sono d'accordo, per carità, perché sono innamorato della mia vecchia moneta, si vuol tornare indietro. Ma l'euro è uno strumento, come un coltello che uno può usare per tagliare il pane o per fare altro. Ecco, il dramma di queste cose che non si sente che sono piemontese, il dramma di queste cose è che non si parla mai delle cose veramente serie. Non aver gestito, io lavoro per lo Stato che giustamente mi dà uno stipendio alla lira, calcolato proprio bene, 1936,27 spaccato, no? Fuori trovo l'euro come se io fossi all'estero. E il dramma si è compiuto. Cosa si fa? Si va via dall'euro. Adesso concludo in questo senso, che secondo me non c'è ancora veramente un'idea vincente sia da parte dei 5 Stelle che da parte di altri, che da parte di chiunque, perché l'idea vincente è quella che fa riaprire la Fiat Mirafiori, che è un simbolo qui in Piemonte anche per l'Italia, inaugurata da Benito nel maggio del 38 mi sembra. Comunque ancora auguri a tutti. Tanti auguri. Sì, come diceva questo ascoltatore, però il popolo, caspita, dovrebbe anche un attimino alzare la testa. La signora di prima che diceva che ha scritto una lettera dicendo io non pago le tasse per questo motivo, non bisogna sempre aspettare che qualcuno, sì, è giusto, perché serve una guida, perché senza una guida chi non sa fare certe cose non riuscirebbe a andarcene a capo. Però anche il popolo deve metterci del suo, perché bisogna capire, come ho detto anche altre volte, che la libertà non ce la regala nessuno, bisogna essere capaci mettere in conto di correre magari anche qualche rischio, qualche cartella, non so, quindi bisogna anche metterci la faccia, e un popolo non potrà mai avere la libertà se non deciderà di alzare la testa, perché noi tutte le angherie che ci stanno facendo non ce le meritiamo, e se continuiamo a dire vabbè, però, ecco, ripeto ancora una volta, le borse stanno crollando. Piazza Affari, mi dice l'ANSA, è nervosa e le borse crollano per i timori sulla Grecia. Io dico, ma che cavolo c'entra un investitore che ha le azioni di un'azienda bresciana se la Grecia non so, ha intenzione di non votare come vogliono i potenti, allora vendo le azioni di quell'azienda bresciana che magari va benissimo. Ci sono meccanismi che stanno mettendo in atto per rovinarci, per toglierci ancora quel poco di sovranità che abbiamo. Un'altra chiamata, pronto? Pronto, sono Silvana dalla provincia di Torino.
Buondì. Purtroppo vorrei rispondere faccia a faccia con quel signore che ce l'aveva con i commercianti. Allora lui avrà lavorato tanto, la moglie ha fatto tanti sacrifici. Io sono commerciante, prendo pochissimo di pensione, ma io prima di fare la commerciante ho fatto anche la dipendente, perché sono entrata in fabbrica a 12 anni con un libretto speciale dall'INPS, quindi ho lavorato prima come dipendente, ma non ho tenuto conto di questa cosa, dato che tanti anni sono commerciante e hanno trovato questa pensione da equilibrare. Allora, prima una cosa ancora precedente volevo dire, noi dobbiamo solo tutti quanti ringraziare Bossi, altro che è stato lui che ha rovinato la Lega, proprio per niente. La Lega dovrebbe difendere i suoi, come Cota, come tutti quelli che sono stati invischiati in certe cose che assolutamente non hanno fondamento, dovrebbe aggregarsi per far quadrato attorno a loro e difenderli. Comunque, a parte questo, volevo dire che comunque come commerciante noi non abbiamo assolutamente limite di orario, giochiamo sui nostri averi, sui nostri beni, su quello che abbiamo, perché nessuno ci dà niente, le ferie mica ce le paga nessuno, la malattia mica ce la paga nessuno, noi siamo la categoria più sana del mondo, perché non possiamo metterci in mutua, nessuno ce la paga e quindi bisogna sempre essere lì e abbiamo sempre lavorato a testa bassa per poi dare, il commercialista mi dice che do il 73% allo Stato di quello che non possiamo neanche più prenderci lo stipendio. Viviamo perché non vogliamo arrenderci, continuiamo con testardaggine. Grazie. Grazie, buongiorno. Sì, anche questo è un esempio del divide et impera, mettere contro le categorie di cittadini, quando invece io sono un lavoratore dipendente ex partita IVA. Da quando sono lavoratore dipendente posso dire di essere in un certo senso più tranquillo, perché ho uno stipendio tra virgolette sicuro. Però ecco, sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente sono due facce della stessa medaglia, uno tartassato in busta paga, l'altro tartassato in un altro modo, una dichiarazione dei redditi. Io, lavoratore dipendente, non posso gioire se va male ai commercianti o se bastonano i commercianti, perché il commerciante dà lavoro magari ai miei colleghi dipendenti, quindi se va bene a tutti. Il problema è che uno Stato serio dovrebbe abbassare le tasse sulle buste paga, abbassare le tasse ai lavoratori autonomi e dopo potrà pretendere, se tu evadi ancora, per esempio nonostante la flat tax, la tassazione unica a un 15 o 20%, se tu evaderai ancora, allora andrai punito molto ma molto severamente. Poi se abbiamo, anche perché se volessimo vedere lo Stato come un padre di famiglia deve dare il buon esempio, perché non puoi essere rigido con i cittadini quando sei tu il primo a non pagare i debiti e a fare cose che non andrebbero fatte. Pronto? Sono in linea, posso parlare? Prego, in linea. Allora, sono Luciano da Cuneo, ho sentito accennare prima alla figura di Bossi. Ora io vorrei mettere un puntino sulle i sulla grandezza del profilo storico di Umberto Bossi, no? Perché Umberto Bossi, fondatore della Lega, grazie al quale adesso io penso sicuramente anche un talento che sente, che con sentimento e con grandezza di vedute come Matteo Salvini, penso che possa essere unicamente nato dall'humus della Lega Nord, perché comunque si è formato e si è sviluppato all'interno della Lega il talento di Matteo Salvini, non avrebbe potuto crescere il suo talento libertario al di fuori di un movimento come la Lega fondata da Umberto Bossi. Umberto Bossi, io ricordo che 25 anni fa, in tutte le piazze del Nord, chi ha voluto ascoltarlo e che non voleva ascoltare il virtuale trasmesso di quello che dicevano di lui le testate, i giornali, i telegiornali, ma che l'ha sentito, io l'ho sentito appunto ripetutamente, e chi voleva poteva sentirlo senza muovere tanto il sedere, perché bastava muoversi di 10 km o te lo trovavi nella tua città 2 o 3 volte all'anno. Allora Umberto Bossi ci ha aperto gli occhi su tutto, con un grandezza di profilo storico, ci ha detto quel che sarebbe accaduto con l'euro, con la globalizzazione, con lo sterminio delle piccole imprese, ci ha detto tutto quel che sarebbe successo nel piano dell'uomo schiavo, che è la società di oggi, la società globale. Ci ha detto tutto, ci ha aperto gli occhi su tutto, con una grandezza di veduta storica che nessun altro uomo politico ha mai avuto. Se ci sarà una Norimberga di questo regime
schifoso della globalizzazione, del governo dittatoriale globale, della tirannia, del nazismo europeo, del nazismo rosso, come lo chiamava Bossi, se ci sarà mai una Norimberga e il tempo e la storia saranno galantuomini, la figura di Umberto Bossi sarà come Giovanni Battista nel deserto. È venuto a gridare un popolo che non ha voluto capire niente e che ha voluto ascoltare i telegiornali. Tutte le altre sono storie, gossip, 500 processi, 600 processi, tutte stronzate frenate dall'odio, dal livore di chi ha voluto spegnerlo e che continua a voler spegnere. Matteo Salvini è nato da questo humus e solo da questo humus poteva nascere un Matteo Salvini. Ci sarebbero tante altre cose da dire, l'amore per la nostra terra, il grido di dolore dei commercianti, degli artigiani che vengono distrutti perché rappresentano una cultura di libertà del lavoro che non deve esistere, perché lo schiavo globale deve essere oggi in Thailandia, dopodomani in Australia, dopodomani ancora senza lavoro, a 200 euro al mese, dipendente dalle grandi holding, stracciato senza identità. Lui si è riconnesso col suolo, con l'identità, con la cultura. Ha fatto le romanzine anche alla Chiesa perché ha detto dovete amare il vostro popolo, come ha detto un ascoltatore di prima ancora del prossimo più lontano. Non l'hanno voluto ascoltare, l'hanno demonizzato anche gli ambienti ecclesiastici. In sostanza, io non so più cosa dire. Lui ha parlato veramente come Giovanni Battista nel deserto, col cuore in mano, e adesso andiamo a parlare di stronzate, del figlio non del figlio, di processini, di stupidaggini architettate solo ai danni della Lega. Teniamo presente che anche oggi su internet accenderlo fa schifo perché leggi solo delle bestialità anche su Matteo Salvini, cercano di screditare anche lui. Le voci di libertà, è chiaro, non vengono sopportate. Se la storia è galantuomo, come si suol dire, la grandezza di queste figure che non esistono in nessun movimento, se non nella Lega, verrà ristabilita dalla dignità della storia. Noi comunque cerchiamo di tenere il cervello connesso, non lasciamoci obnubilare, perché altrimenti se anche nella Lega sentiamo queste voci viene veramente da dire ma allora, scusatemi ancora, non ho più parole, ma ce ne sarebbero molte di più da dire. Grazie Umberto Bossi, ma non c'è grazie che tenga, grazie una parola, dal profondo del cuore, grazie Bossi. Grazie, anche grazie del bell'intervento. Pronto? Era l'ultima chiamata? Ah no, l'ultima chiamata e poi i commenti finali. Pronto? Bene, ho l'onore di essere l'ultimo che sarò il primo. Volevo dire, non dobbiamo preoccuparci. Tu hai parlato di libertà, siamo liberi, perché io posso, se fossi nulla tenente sono libero, posso rubare, posso spaccare, al massimo mi danno da mangiare, cioè l'importante in Italia è essere nulla tenente, per cui meditate su questo. La crisi, tutti si lamentano, va bene, però fino a quando chi è alla produzione o il popolo non riesce più a fare la spesa, non cambia niente. Perché sono successe così tutte le rivoluzioni, devono proprio arrivare in fondo. La risoluzione non la dite mai, ma è questa. Terminato l'intervento? Pronto? Ok, terminato l'intervento. Sì, poi un popolo, per carità, dopo si può chiamare Salvini il leader, si può chiamare Bossi, si può chiamare chiunque, però un popolo deve, prima di tutto, essere un popolo, deve essere unito, perché io ricordo spesso che se in alcune zone, per esempio, non so, in Campania, in alcune regioni, diciamo, viene messo un balzello, c'è il bambino, l'adolescente, l'adulto e l'anziano che prendono la seggiolina, si siedono sui binari del treno e dicono: io non mi sposto di qua fino a quando non viene tolto il balzello, che noi non vogliamo pagare. E va tutto il paese, il piccolo paesino magari, tutti vanno sulle ruote del treno e dicono, e poi il balzello viene tolto. Invece da noi il balzello tocca il commerciante, gli sta bene perché io sono un dipendente, il balzello tocca il dipendente, gli sta bene perché io sono un autonomo e magari vado a sciare. Noi non siamo un popolo, noi dobbiamo capire, come dice anche il nostro Matteo Salvini, che se chiude o fallisce il mio vicino di casa non devo essere contento, perché magari domani sarò io a fallire, perché è una catena che sta trascinando tutti. E se domani fallirò io, dopo sarà tardi dire caspita, potevo andare in piazza per aiutare o difendere il mio vicino di casa, invece me ne sono fregato. Sì, poi ecco, dobbiamo concludere. Comunque adesso c'è il nostro segretario Matteo Salvini alla guida del movimento.
ripeto, da solo fa tanto ma non può fare tutto, quindi stiamo lì vicini e come diceva anche lui ci sarà in previsione la manifestazione di Roma, che sarà una bella occasione per essere presenti in prima persona al suo fianco. E con questo ultimo commento ringrazio tutti per l'ascolto, auguro ancora un buon 2015 non da rassegnati ma da protagonisti, e buona Padania e buona giornata a tutti. Avete ascoltato Filo Diretto. Well, it's one for the money, two for the show. But really get ready now, go cat go, but don't you step on my